Partito il match fra COD 272 e Alitalia Calcio. A battere ci ha pensato il numero 9 Palmieri Mattia, palla sulla sinistra per il COD 272 che attacca da sinistra verso destra, l'Alitalia che invece risponde da destra verso sinistra in maglia verde, maglia ovviamente nera con strisce bianche per il COD 272 che subito prova ad avanzare, a cercare il numero 10 in avanti. C'è stato un tiro pericolosissimo da parte di Mirko Anello, bravissimo però il portiere dell'Alitalia Calcio a parare, tensione, palla in mezzo, sarà solo rimessa laterale per il COD 272 che subito prova a mettere alle strette gli avversari. Recupero dell'Alitalia Calcio che tenta una ripartenza, fallo del numero 10 del COD 272, sempre di Anello. Riparte dalla fascia sinistra dall'Italia Calcio, ma il COD 272 si mette pochissimo a recuperare il pallone. Passaggio pericoloso, deve intervenire il numero 1 del COD 272 a salvare la situazione. C'è Rossi in porta per il COD 272. Palla per l'Italia Calcio, tenta la giocata, deve spazzare il COD per non subire l'avanzata degli avversari. Recupera di nuovo palla il COD dopo la rimessa dell'Italia Calcio, ancora Anello, poi si va sulla fascia sinistra, incursione del COD 272, tiro che però si spegne alla sinistra del portiere dell'Italia Calcio, che però c'è stata una deviazione, quindi andrà sul dischetto del calcio d'angolo Fagioli Edoardo con il numero 8. Battuta alta per il numero 23 che prende il palo, ancora Fagioli, può tentare di nuovo il tiro, ancora un palo per il COD 272, clamorosa azione, doppio palo colpito 2 volte dal COD 272 che è veramente partito a 1000 per portare a casa il risultato. All'Italia subito in difficoltà, la rimessa lunga, il portiere dell'Italia Calcio non trova nessuno. Bravo Martorelli a trovare anche la rimessa laterale per il COD. Cerca compagni, di nuovo Anello, ma la palla va in avanti. Fagioli scatta, può superare tutti. Il portiere dell'Italia risponde molto bene. Difficoltà sul rinvio lungo, non trova nessuno. Può attaccare di nuovo il COD che ci sta mettendo tutta la propria fisicità per portarsi subito in avanti in questo match. Già 2 pali colpiti qualche minuto fa in una sola azione per il COD. Riparte l'Alitalia, subito pressing altissimo del COD, anche Anello quasi vicino al recupero di palla, Fagiolo, tiro dalla distanza che però si spegne su un difensore dell'Alitalia Calcio, il numero 4 Gimelli, ancora Fagiolo sul calcio d'angolo. Fagioli alla battuta, stavolta è rasoterra, la controlla il portiere dell'Italia Calcio, c'è una ripartenza, lancio sulla destra per De Francesco, che diciamo un tiro cross che però si spegne sul fondo e può ripartire il COD 272, stavolta corto, buon recupero dell'Alitalia che non riesce però a concretizzare l'azione d'attacco. Ancora una volta sulla fascia destra De Francesco ha provato l'incursione, può ribattere il portiere del COD, qui forse un fallo per Palmieri che discute con l'arbitro, ma nulla di fatto. Palmieri vicino al recupero di un pallone in area di rigore. Ora l'Alitalia, un altro pallone perso, Anello però per il COD a sua volta regala nuovamente il pallone ai verdi.
Avanza l'Italia. De Francesco tenta di nuovo il tiro, però subisce anche fallo. Quindi si andrà alla punizione per l'Italia Calcio. De Francesco aveva tentato la conclusione, molto debole, anche a causa del fallo subito. Sulla battuta andrà molto probabilmente uno fra Mikhail e De Francesco. C'è anche Balzani sulla battuta, però sembra essere De Francesco il più intenzionato a battere. Tutto pronto tra De Francesco, una lunga rincorsa, si schianta sulla barriera ancora l'Italia Calcio. Con gli scontri aerei prima che Palmieri recuperi palla, faccia ripartire la propria squadra dalla difesa, proprio dal portiere, che va a cercare Fagioli. Fagioli, buon dribbling, scambia con Anello. Anello allarga sulla destra. Palla in mezzo per Palmieri che forse subisce un fallo, l'arbitro non fischia, quindi può provare a ripartire l'Italia Calcio. Buono il recupero dell'Italia Calcio, c'è però la buona parata sul primo palo del portiere del COD, poi Anello ad impostare dal centrocampo e anche a recuperare la palla che lui stesso aveva perso. Rimessa laterale per il COD, di nuovo su Fagioli, sicuramente il più cercato tra i suoi per ora. Scambia con Anello. COD perde palla, può avanzare l'Italia Calcio con Del Genio che allarga su De Francesco. De Francesco, il cross in mezzo, non c'è nessuno, si spegne sul lato sinistro tra fallo laterale. Battuta lunga, Palmieri a cercare Ciogli che però non ci arriva. Perde di nuovo palla l'Italia Calcio e sarà D'Astolfo a battere la rimessa laterale per Palmieri che trova addirittura la girata al volo, un gol bellissimo di Palmieri con il numero 9 a portare 1-0 il COD 272 contro l'Italia Calcio. Bellissima rete di Mattia Palmieri, stop al volo e girata che non lascia scampo al portiere dell'Italia Calcio. Si ripartirà quindi al 9° minuto di gioco con il risultato di 1-0 per il COD 272, rete di Palmieri Mattia. La battuta furba dell'Italia si porta in avanti ma poi spreca tutto, anche se il portiere del COD ha scaramenta in angolo senza motivo e può quindi avere un'occasione sul calcio piazzato. L'Italia con il tacco addirittura la punta dei verdi. Ottimo recupero di Fagioli che prova ad andarsene, rischia, non subisce fallo. D'Astolfo, lancio lungo, alla fine arriva sempre Palmieri, chiuso da 3 uomini dell'Italia Calcio. Battuta lunga per Palmieri, fermato però dalla difesa dell'Italia Calcio. Sempre D'Astolfo per la battuta lunga con le mani, sempre su Palmieri che si gira, la mette in mezzo, non c'è nessuno però può spazzare la difesa dell'Italia Calcio. Si riparte sempre da dietro per il COD. Controllo difficile per la rosa. Fagioli sulla fascia sinistra, smarca tutti, la mette in mezzo, c'è Palmieri, può andare, Anello con la deviazione e c'è la rete del 2-0, il numero 10 del COD 272.
mette a segno la rete del 2-0 anche se viziata da una decisiva deviazione della difesa dell'Alitalia Calcio, che all'11° minuto si trova sotto di 2 reti nella prima giornata della Lega Calcio 8 Serie A. Si ripartirà con il rinvio dal fondo per Rossi, con le mani cercare Palmieri, Fagioli controlla, se ne va sulla destra, c'è un fallo, l'arbitro se ne accorge, era in procinto di tirare il fantasista numero 8 del COD 272, sicuramente uno dei giocatori più in vista in questi primi 10-11 minuti di match. Ci sarà ora un'importantissima e pericolosissima punizione dalla 3/4 campo per il COD 272. Ci sono sia Fagioli che Anelo che Martorelli sulla battuta. 3 soluzioni diverse per il COD. Ben 4 uomini in barriera per l'Alitalia Calcio. Tiro ribattuto sia dalla barriera che dal portiere stesso dell'Alitalia Calcio. Aveva battuto Martorelli, il calcio di punizione da Stolfo per Fagioli che la stoppa. Tenta la clamorosa rovesciata. Azione bellissima da parte di Fagioli che però viene respinta dalla difesa dell'Alitalia, che regala un calcio d'angolo agli avversari. Ciogli sulla battuta a cercare Palmieri che di testa tira colpendo un po' male la palla, che si spegne alla destra di Vicovaro Simone, portiere dell'Alitalia Calcio. Pressing del COD sull'Alitalia che fa molta difficoltà nel costruire la propria manovra di gioco. La palla è nuovamente nelle mani di Rossi e adesso c'è la rete di Fagioli che mette a segno il 3-0. Palla che non lascia scampo al portiere dell'Alitalia Calcio a 8. 3-0 e siamo soltanto al 14° minuto. COD 272 si trova in vantaggio di 3 reti. Sembra aver messo già in cassaforte il match. Continua a pressare senza sosta. E adesso Palmieri mette in difficoltà il portiere dell'Alitalia. Palla per De Francesco. Si va in avanti verso Del Genio che però ha toccato di mano. Dopo la battuta di La Rosa avanza ancora Fagioli. Parla per Anelo che cerca Palmieri. Sta funzionando bene il reparto offensivo del COD, che nei precedenti 4 scontri contro l'Alitalia Calcio dal 2013 a oggi ha vinto ben 3 volte su 4, pareggiando il penultimo match giocato contro l'Alitalia. Adesso ottima la palla sulla destra e c'è la bellissima rete di Ciogli Matteo che dalla destra trafigge il portiere dell'Alitalia Calcio con un tiro che da destra verso sinistra non lascia scampo alla retroguardia verde. Siamo sul 4-0 al 15° minuto e 45° secondo per la precisione del primo tempo di questa prima giornata di Serie A Lega Calcio 8. Visibilmente in difficoltà l'Alitalia. Tenta di verticalizzare, sbaglia nuovamente. Fagiolo anticipa l'avversario ma non riesce a controllare. De Francesco gli leva palla. Gioco pericoloso di Fagioli. Ora l'Alitalia che
dalle retrovie cerca di impostare il proprio gioco, ma è pressata altissimo dal COD. De Francesco scarica sul compagno, però si riduce tutto in un nulla di fatto ed è costretta a ripartire da dietro. Palla in avanti per l'Italia Calcio per Del Genio, col fisico controlla, cross in mezzo, recuperato però dal COD che prova ad impostare nuovamente. Anello, passo duro sulla fascia destra, l'arbitro fischia. Anello per la rosa, Gastolfo, verticalizzazione di Gastolfo che non va. Anello, Gastolfo buttato giù, Palmieri controlla, chiede anche un fallo. Può ripartire l'Italia di nuovo a cercare Del Genio, fa uno scontro di gioco fra Del Genio e Gastolfo. Punizione per l'Italia Calcio. Qui sarà la battuta di De Francesco per Balzani. Balzani sulla sinistra, tenta il cross, Gastolfo chiude perfettamente, Anello trova Fagioli. Fagioli che avanza, tenta la finta e subisce anche fallo al limite dell'area. Per la seconda volta Fagioli mette in crisi la difesa dell'Italia Calcio, trovando un'importantissima punizione. Sulla battuta gli stessi tre dell'occasione precedente. Anello che però si allontana, Fagioli e Martorelli. Barriera a 4 uomini per l'Italia. A difendere la porta di Vicovaro. Andrà Fagioli. Ottima la punizione di Fagioli che trova il 4-0 con una punizione rassoterra e quasi centrale. 5-0, scusate, per il COD 2-7-2. È stato il quinto gol, doppietta per Fagioli. Stavolta su calcio di punizione, rassoterra e centrale. 19° minuto, la partita sul piano del risultato sembra già conclusa. Ancora una volta Fagioli a fare impazzire la difesa dell'Italia Calcio, si prende l'ennesimo fallo del suo primo tempo. Ottimo finora. Batterà uno fra la rosa e Martorelli dal vertice destro dell'area di rigore dell'Italia Calcio. Tiro di Martorelli, rasoterra, murato dalla barriera dell'Italia Calcio. E Gastolfo riparte da dietro con calma. Martorelli. Lancio lungo per Palmieri, che si perde però sul fallo laterale. Può ripartire dall'Italia Calcio. Tentativo di tiro tutto facile per il portiere del COD, non corre rischi. Anello, ancora lui, verticalizza per Fagiolo che lascia la Fagioli che lascia la palla, poi il dribbling e Fagioli va a segnare addirittura il 6-0, tripletta per Fagioli. Il numero 8 del COD 272 sta facendo impazzire letteralmente la difesa dell'Italia Calcio. C'è anche un time out. Avvio clamoroso del COD 272.
che si trova già in vantaggio di 6 reti dopo soli 21 minuti e 20 secondi. Si riparte dopo il timeout. 6-0 per il COD 272 in questi primi 22 minuti di gioco. L'Italia che non è riuscita a impensierire la porta del COD, con la squadra in divisa nera, strisce bianche, che sta pressando da inizio match fino all'altezza dell'area di rigore. Prova ora a impostare l'Italia, che dispone di più campo. De Francesco sbaglia però, regala palla a Palmieri, si allunga per l'Anatà, grande parata del portiere dell'Alitalia Calcio. Marco Lanatà era andato vicino al gol, adesso può ripartire l'Alitalia con il proprio numero 9, tenta il dribbling, poi con il destro, rete dell'Alitalia Calcio, con il numero 9 Del Genio che accorcia le distanze, anche se il 6-1 è un risultato comunque pesante. Buona finora la prestazione di Del Genio, che ha provato a fare il possibile per riportare in gara i suoi. Palmieri, chiuso da 3 giocatori, alla fine perde palla, però sono 2 palloni in campo. Palmieri restituisce palla a Vicovaro. Palla per De Francesco, che però non arriva al destinatario. Ora numero 7 dell'Alitalia tenta la conclusione con il sinistro, si spegne sul palo destro e la porta del COD 272. Lancio lungo del portiere, sempre a cercare Palmieri, che tenta lo scambio con un compagno, non riuscito. De Francesco riesce a controllare, buttato giù da Mirko La Rosa. Punizione piuttosto pericolosa per l'Alitalia Calcio. Dalla 3/4 campo circa avrà la possibilità di cercare il 6-2 con il sinistro di Del Genio sulla battuta. C'è anche De Francesco pronto a concludere, nonché il numero 22 Ciocchetti. Del Genio col sinistro, tocco corto, di nuovo Del Genio. Era uno schema, risponde bene però la difesa del COD 272, sia con la barriera che col portiere, che sono entrambi uscite per difendere la porta dalla conclusione. Rimessa laterale per il COD. De Francesco per Del Genio, ribaltamento improvviso dell'Alitalia Calcio che segna il 6-2. Nuovamente Del Genio, numero 9 dell'Alitalia Calcio, che approfitta di una disattenzione della difesa del COD e da rimessa laterale costruisce la rete che accorcia le distanze a 4 reti di vantaggio per il COD. Alza i ritmi l'Alitalia. Da Stolfo, battuta lunga per Palmieri, che però manca il controllo. Del Genio per De Francesco. Nuovamente Rossi, la palla fra le mani, a cercare nuovamente Palmieri. Del Genio, buono il controllo, chiuso però da Lanatà.
Nulla da fare anche per questa azione dell'Alitalia Calcio, che aveva provato a verticalizzare proprio in conclusione della prima frazione di gioco. 6-2 per il COD 272 sull'Alitalia Calcio. Riparte il secondo tempo, il tiro dalla distanza di De Francesco dell'Alitalia. I verdi provano subito a recuperare il risultato, calcio d'angolo che però si perde sull'angolo destro del campo. Ancora 6-2 fra COD 272 e Alitalia Calcio. Palla per Palmieri. Difficile controllarla in mezzo a 3 difensori. Riparte l'Alitalia. Del Genio riesce a recuperare la sfera da Stolfo per Palmieri. Ottimo il dribbling, poi fermato. Difensore dell'Alitalia Calcio. L'arbitro non fischia. Protesta dell'Alitalia Calcio. Proteste di Ginelli, il capitano, contro l'arbitro. Rimessa laterale per il COD, nulla di fatto. Provare a ripartire l'Alitalia sulla fascia sinistra con Del Genio, sempre lui, mette in mezzo per Ciocchetti. Ancora il numero 22 dell'Alitalia Calcio. Lancio lungo. Cross in mezzo a cercare un compagno al centro. Invece può ripartire il COD con il numero 11 che tenta il dribbling sulla fascia sinistra al di sotto della nostra postazione. Nulla di fatto, cosa è concitata del match. Palmieri recupera un buon pallone. Palmieri, fallo subito al numero 9 del COD 272, assolutamente in formissima. Sta lottando da circa 28 minuti contro i rocciosi difensori dell'Alitalia Calcio. Sulla battuta Martorelli, il numero 23 e il numero 7 del COD 272. Tra Martorelli. Anzi no, il numero 7 del COD 272. A sorpresa, punizione col sinistro a giro, angolino basso. 7-2 per il COD 272. Risultato che si fa ancora più difficile da digerire per i ragazzi dell'Alitalia Calcio. Verticalizzazione verso Del Genio. Palmieri ancora in pressing su qualsiasi uomo dell'Alitalia Calcio. Pier Giovanni riparte all'estremo difensore. Palla per l'Alitalia. Aveva tentato da rimessa laterale di costruire un'azione offensiva. Nulla di fatto. Spazza la Rosa. Ancora fase concitata del match senza particolari azioni offensive al di là del calcio piazzato del COD 272. Palmieri può provare a controllare. Ottima la chiusura del capitano dell'Alitalia Calcio. De Francesco tenta il tiro, una traversa con tanto di parata del portiere del COD. Conclusione di altissima qualità da parte del numero 7 dell'Alitalia Calcio. Sempre di 5 reti però il divario fra le due formazioni. La Rosa, cercare un compagno
L'Italia recupera palla, ma Del Genio non può fare tutto lui. Palmieri col numero 9. Numero 7 allarga per il compagno in maglia numero 13. Ancora il numero 7 del COD. Avanza in mezzo a due avversari, però non riesce ad avvicinarsi alla porta. Del Genio. Ciocchetti. Sulla sinistra De Francesco. Tentativo di dribbling e di cross. Non c'è nessuno però per l'Italia Calcio. La battuta della rimessa laterale Martorelli. Con tentativo di recupero di De Francesco per l'Italia, che però permette al COD di ripartire. L'arbitro non fischia, lascia proseguire. Del Genio sulla fascia sinistra. Contrasto sulla palla di Palmieri. Devi giocare, però magari Ancora il COD. Ciocchetti. De Francesco. C'era però un fallo da parte di D'Astolfo ai danni di Ciocchetti. De Francesco. Tentativo di tiro e anche rete per De Francesco col numero 7. L'arbitro ci ha messo un paio di secondi a decidere se fosse rete o meno. La palla effettivamente era entrata. L'Italia Calcio riduce il suo svantaggio fino al 7-3, 4 reti di differenza. Al 33esimo minuto del match. Ciocchetti prova ad avanzare. Del Genio con la rimessa laterale per De Francesco. Perde troppo tempo. Ora Palmieri a pressare stancabilmente da più di mezz'ora. Avanza l'Italia con Piergiovanni, che però sbaglia l'appoggio per il compagno. Può ripartire D'Astolfo. Verticalizzazione per il numero 11 del COD, che tenta il dribbling difficile da realizzare. Commette anche fallo nel tentativo di recuperare la sfera. Battuta rapida per De Francesco, che cerca Del Genio, che stoppa col sinistro. Chiede il fallo, ma l'arbitro non fischia. L'Italia perde un pallone clamoroso. Palmieri quasi solo tenta la conclusione col sinistro. Pericolosissimo il contropiede del COD, che è nato da un'incomprensione di Del Genio. Aveva lasciato scorrere la sfera sperando in un fischio dell'arbitro. Fischio che poi non è arrivato e ha permesso al COD di ripartire in contropiede. Vabbè, fermate, era un fallo clamoroso. Amendola, numero 11. Non va. Recupero del COD. Ancora l'Italia che imposta da dietro sulla fascia destra per De Francesco, che dalla tre quarti tenta il tiro troppo alto alla sinistra del portiere del COD Rossi. Invio lungo che finisce addirittura verso la porta dell'Italia. Si ricomincia da dietro. Buono lo scatto sulla sinistra e l'Italia subisce fallo. De Michele è stato atterrato sulla fascia sinistra. Alla battuta andrà De Francesco con il numero 7. Posizione interessante per tentare o una conclusione o un cross. De Francesco.
Tocco corto per Ciocchetti. Ci pensa 2 volte prima di concludere. Palla per il numero 11 dell'Alitalia. Palla che grazie a una deviazione si spegne sopra la traversa. Sarà calcio d'angolo per l'Alitalia Calcio. E andrà a batterla il solito Del Genio col numero 9. Palla bassa. Pericolosa la conclusione dell'Alitalia con i piedi di Pier Giovanni. Subito una ripartenza però per il COD con Palmieri. Scontro però con De Francesco. Guadagna molti metri però il numero 9 del COD. Ancora non sostituito dal proprio allenatore dopo 37 minuti di match. Però io ho visto i video, ha fatto due grandi parate. Apertura, poi la palla arriva capitano La Rosa e tenta un tiro cross, si spegne sulla linea di fondo, troppo alto. Palla per Gimelli. Del Genio. Ancora Del Genio, tenta la conclusione dalla distanza. Troppo pretenziosa la conclusione del numero 9. La Rosa. Lancio per il numero 13 del COD, subito chiuso. Amendola subito chiuso sulla sinistra da Pier Giovanni in chiusura appunto. Rimessa con le mani. Amendola. Martorelli per Palmieri, di testa la spizza, non c'è nessun compagno, può ripartire l'Alitalia. Del Genio, La Rosa, buona la chiusura al centro dell'area. Del Genio ancora però in contropiede, conclusione col sinistro, si spegne sulla destra però, nessun pericolo per Rossi. Senza alcuna fretta il COD riprende a giocare. Lancio per Palmieri. Ancora una volta contro Gimelli. Scontro fisico fra i due. Si muove De Francesco. Tenta il tiro. Grandissima la risposta di Rossi. Ha provato De Francesco col destro. Già andato a segno in questo match, non riesce a portare i suoi sul 7-4. Uscita pericolosa di Rossi, ma efficace. Attenzione, il tiro dell'Alitalia Calcio con il suo numero 11. Arriva alla rete di De Michele. 7-4. Per il COD 272 accorcia le distanze fino a 3 reti l'Alitalia Calcio. Una figura di merda? Riparte con la formazione titolare il COD 272 dopo aver subito l'Alitalia, che è arrivata fino ad un punteggio di 7-4. Siamo al 40° minuto, scoccato proprio in questo momento. Cross dalla destra, stop di Palmieri, conclusione del COD, alta, può ripartire all'Italia con De Michele che cercava Del Genio in profondità. Ancora sulla fascia destra, subito ribaltamento di campo del COD. Palmieri, rete bellissima del numero 9 del COD 272. Tiro raso terra, infila il portiere avversario sul primo palo. Bellissima la conclusione dell'attaccante numero 9 del COD 272 in campo da titolare per 40 minuti ininterrotti. 8-4. Ancora l'Italia cerca di farsi avanti con la conclusione del suo numero 20. Lo stesso Pier Giovanni, la rimessa laterale per De Francesco.
che commette fallo in attacco su D'Astolfo, numero 4 del COD. Battuta lunga del portiere del COD, sempre a cercare Palmieri. Poi Anello, allarga sulla destra, muove anche Fagioli sulla tre quarti campo. Andrà numero 10 Anello, la punizione. Cross in mezzo per Palmieri, conclusione di testa, pericolosa. A 8 minuti dalla fine del match, ancora 8-4 fra COD 272 all'Italia Calcio. Ci hanno regalato ben 12 reti in questo match. De Francesco, buono il dribbling, subisce anche fallo da parte di Martorelli. Altissimi ritmi in questa prima gara di Serie A Lega Calcio a 8. Sarà De Francesco con il numero 7, rincorsa lunghissima, andrà probabilmente alla conclusione a rete. Tiro ribattuto però dalla difesa. Aveva tentato la conclusione più di potenza che di precisione. Il tacco a servire il compagno, cross rasoterra. Può ripartire però il COD, si resta ancora nella metà campo difensiva dei neri. Un'altra punizione interessante, al 43esimo, sempre De Francesco sulla battuta. Con il destro. Ancora una conclusione, ancora stampata sulla barriera per ben 2 volte. Non corre nessun pericolo il COD. Attenzione, c'è una rete però fortunosa dell'Alitalia Calcio. Rete del capitano Gimelli. Si va sull'8-5, ancora per il COD 272, ma ha sensibilmente ridotto le distanze dall'Italia Calcio, stavolta con una mischia in area. Prego signori, giochiamo, va bene qui. Palla per Palmieri. Buono il controllo e lo stop. Mantiene il possesso della sfera a cercare Fagioli. De Francesco. Ancora avanti l'Italia. De Francesco tenta il dribbling e subisce fallo. Una zona pericolosissima del campo. Al limite destro dell'area di rigore. A 5 minuti dalla fine. 3 reti sotto l'Alitalia Calcio. Andrà a battere De Michele. In mezzo Balzani, Del Genio e Gemelli. Gimelli. De Michele. Passaggio basso. Cross all'interno dell'area. Si poteva aspettare anche una conclusione. Nulla di fatto, però si rimane sull'8-5. A 4 minuti dalla conclusione del match. Rossi, lancio lungo per Palmieri. Ancora una volta sovrastato dal numero 4 dell'Alitalia. Fagioli. Rasoterra. Palmieri, la conclusione, l'ottima parata del portiere dell'Alitalia Calcio.
E poi arriva la rete del COD di Martorelli. 9-5 per il COD 272. Ottima la conclusione di Palmieri. Buona la parata del portiere dell'Italia Calcio Vicovaro. Nulla da fare però sulla ribattuta del numero 23 del COD. La fascia destra l'Italia De Michele tenta il controllo. La rosa per Martorelli. Fagioli si accentra, ne supera 2. Può tentare la conclusione, stoppata però da un difensore dell'Alitalia Calcio. Protesta Fagioli per la mancata ammonizione ai danni dell'avversario. Martorelli, Anello. Da Stolfo con la rimessa. Fallo però in attacco del numero 9 Palmieri. Battibecco per la perdita di tempo. Ammonizione in seguito al diverbio avuto con gli avversari per Palmieri. De Michele cerca De Francesco, chiuso però di testa da Martorelli. De Michele tenta il dribbling, gli riesce sulla sinistra, il tiro alto di poco per il numero 11 dell'Alitalia. Provato in tutti i modi a ridurre ancora di più il distacco che ora è di 4 reti fra le due formazioni, con il COD avanti per 9 reti a 5. Del Genio va a recuperare una palla in difesa. Parte Vicovaro che colpisce il suo capitano. Fallo contro Balzani. Viene richiesta anche l'ammonizione che arriva per il numero 11 Lanatà del COD. Gimelli sulla battuta, il capitano a cercare De Francesco. Palmieri controlla col destro, copre la sfera e subisce un fallo da parte di Balzani. Nell'ultimo minuto di gioco arriva anche un'altra occasione su calcio piazzato per il COD 272. Ben 3 giocatori sulla battuta per il COD. Martorelli con il tiro raso terra che si spegne sulla sinistra. Capitano Gimelli parte dal fondo. Ultime chance per l'Italia di ridurre lo svantaggio. De Francesco però non arriva sulla sfera, troppo lunga, fa sentire anche la stanchezza. Fallo ancora una volta in attacco di Palmieri che si lamenta. Continua però a pressare. Numero 8 dell'Alitalia allunga per Del Genio, cambiando fascia. De Michele perde la sfera. Vicovaro. Troppo lunga la sfera per il compagno Balzani.
Cioè un giocatore in più all'interno del rettangolo di gioco. Una sostituzione errata per il COD. Finalmente esce anche Palmieri, che ha giocato per praticamente tutto il match senza mai essere sostituito. Dopo 51 minuti effettivi di gioco arriva per lui una pausa. E Michele perde la sfera. Anello per il COD. Avanza Ciogli, che però non riesce ad andare in avanti. Finisce però il match 9-5 per il COD 2-7-2 contro l'Alitalia Calcio nella prima gara della Serie A Lega Calcio 8.